Presidente Gal Sicani, Salvatore Sanzeri, continuano gli incontri con il territorio per raccogliere le idee per la nuova programmazione 2014-2020, oggi qui a Montallegro, dove sarà presente anche, oltre a tantissimi sindaci, l'assessore regionale. Sì, continuiamo questa avventura per i comuni, incontrando i sindaci, incontrando la popolazione, le associazioni, i gruppi che sono interessati a partenariarsi con noi, scusate la brutta parola. Abbiamo moltissimi partner, già molte associazioni e comuni, 29, hanno già chiesto di fare parte del nostro GAL, sono del nostro GAL di fatto, quasi tutti riconfermano la loro adesione. Anche io penso e spero anche per il buon lavoro che abbiamo fatto, un lavoro di cui siamo orgogliosi, in cui abbiamo saputo non solo spendere le risorse che ci hanno dato, ma spenderli bene, io dico, perché abbiamo fatto un lavoro, una strategia molto accorta, molto misurata sui soggetti sociali che abbiamo nel territorio e che ci ha permesso di finanziare una trentina di imprese, moltissime start-up, moltissima conduzione femminile, moltissime associazioni che si sono inserite nel territorio con una rete di percorsi, ippovie, ciclovie, percorsi di altro tipo, emergenze ambientali, comuni che hanno saputo valorizzare alcuni musei e cose che hanno e che avevano e che non riuscivano a mettere in rete. Noi riteniamo che grazie a questo lavoro oggi possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro. Assessore, ecco, quanti sono importanti iniziative come queste fatte a Montallegro, ma non solo, che il GAL sta organizzando un po' in tutto il territorio dei Sicani? Ma intanto è questa attività di divulgazione e anche di animazione che è stata varata anche a seguito della misura che abbiamo messo a bando, la 19.1, che avvia, diciamo, il partenariato nei territori per i GAL. Contiamo di definire la procedura a metà giugno e poi avviare i piani di sviluppo locale, i PAL, con i quali si definirà la strategia che ogni GAL metterà in opera per il proprio territorio. Io credo molto allo sviluppo locale, perché la capacità di tenere insieme territorio e prodotto agricolo è il modo con cui l'attività di produzione agricola si riconosce col territorio. Il territorio diventa un attrattore non solo per l'impresa ma anche per il turismo, perché agricoltura e turismo sono le due gambe del futuro della Sicilia. È una delle occasioni che uno non può perdere, perché in qualche modo la gente spesso non sa quali bandi escono, quindi non riesce a cogliere l'opportunità dei fondi comunitari. Questa occasione è stata creata ed è stata voluta sia dal Comune di Montallegro che dal Comune di Siculiana, Cattolica e Realmonte, infatti l'abbiamo concordata assieme al responsabile del GAL Sicani. È un'opportunità, come dicevo, per far conoscere alla gente che non possiamo stare fermi quando ormai la disperazione è dietro la porta e abbiamo l'occasione di avere i fondi, quindi di progettare e di fare qualcosa di buono. Assieme agli altri comuni stiamo cercando di far conoscere il nostro territorio anche a livello turistico, infatti una delle iniziative che andremo a fare fra qualche giorno è quello del vecchio paese albergo o in qualche modo albergo diffuso, perché in modo spontaneo ora la gente si va attrezzando, quindi accoglie il turista in modo diverso. Poi abbiamo anche l'esigenza di riprogettare il nostro territorio, perché Montallegro, come tanti comuni qua vicino alla costa, ormai si stanno desertificando, perché dopo l'ondata dei vigneti, dicevo io, dove in questo periodo i terreni erano tutti verdi, ora invece dopo l'estirpazione di questi abbiamo un terreno arido e deserto, quindi abbiamo la necessità di riprogettare e questa è l'occasione giusta per vedere quali fondi utilizzare, quali bandi escono e che cosa progettare su questo territorio.